Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Penna Nera, la rubrica che vi racconta le avventure degli alpini dell'ANA della sezione di Vittorio Veneto. Ultima puntata dell'anno 2023 e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento, apriamo il nostro appuntamento con Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, che saluto e ringrazio come al solito per essere qui. Buonasera a tutti voi. Allora, Introvigne, come ormai abitudine, così nell'ultima puntata dell'anno tiriamo un po' le somme, raccontiamo quello che è stato l'anno alpino 2023 e poi ci sarà modo ovviamente, oltre che a farci gli auguri per le festività, anche di pensare ai primi appuntamenti del 2024, perché sappiamo che gli alpini non si fermano mai. Quindi Introvigne, se dovessimo tracciare quindi un bilancio, questo 2023 che anno è stato per gli alpini di Vittorio Veneto? Beh, direi un anno assolutamente positivo, pieno di tante iniziative, come siamo tornati a vivere dopo appunto le parentesi del Covid, ripresa in generale sia in ambito sezionale che in tutti i 19 gruppi, ripresa anche delle attività della coralità ai nostri tre coreana, ripresa del reparto salmerie, manifestazioni di rilievo e di livello, direi insomma bene perché a partire dai grandi eventi la Dunata Nazionale a Udine è stata sotto il segno della vera alpinità, abbiamo riscattato ampiamente anche le maldicenze di Rimini per quel poco che poi alla fine sono state, ma che avevano creato comunque turbativa. A Udine, una città prettamente alpina, ci siamo trovati a casa sotto il diluvio universale, ma questo non ci impedisce certo di muoverci e di manifestarci, anzi mettiamo proprio qua in discussione ecco, la nostra sagacia, la nostra temerarietà. Ma poi anche il bellissimo raduno del Triveneto a Belluno, sempre in casa nostra, a casa degli alpini, la Dunata sezionale a Cozzuolo con la grande sorpresa ecco, dell'evento mattutino al sorgere del sole, in un gruppo sempre attivo, operoso, con la mostra anche fotografica, la mostra delle attrezzature della nostra protezione civile. Ecco, questi come eventi principali. Ma poi la nostra protezione civile è impegnata in emergenza come purtroppo spesso e troppo spesso avviene, quindi siamo intervenuti nei luoghi del bisogno, parlo dell'Emilia, parlo della Toscana, soprattutto le due principali, nelle Marche, poi anche qua in zona noi a Cordignano con la grandinata che c'è stata, che ha creato anche non pochi disagi e non pochi danni, ma anche nei servizi vari prestati presso le civiche nostre amministrazioni e comunità locali, poi insomma i 2 cinquantesimi che sono stati significativi dei gruppi, vale a dire del gruppo La Besina e del gruppo di Cozzuolo e via a seguire sostanzialmente ecco. Quindi possiamo dire che insomma ci sono stati tanti appuntamenti, gli alpini sono tornati possiamo dire a pieno regime, insomma dopo gli anni del Covid che avevano un po' rallentato soprattutto i momenti così di socialità anche e di festa, però appunto voi non vi fermate mai. Qualche settimana fa c'è stato, se non sbaglio, il pranzo così di conclusione dell'anno, giusto? Anche quello so, molto partecipato. Assolutamente sì, noi lo abbiamo chiamato l'incontro di Natale, ovvero il pranzo degli auguri, ci siamo ritrovati in tanti, eravamo più di quasi 160, delle varie componenti, comprese anche i familiari, chi ci sta vicino durante l'anno, chi ci segue e chi anche porta pazienza per quanto noi ci allontaniamo dalle nostre, come dire, dai nostri impegni familiari per guardare
a quelle che sono, ecco, quello che è la realizzazione dei nostri ideali, ecco, nell'alpinità. È stato bello alla presenza delle autorità, di chi come dire, ci accompagna, di chi ci guida per certi versi, e con i quali anche ci misuriamo e confrontiamo. Quindi bella iniziativa partecipata, e un plauso a tutti. Ecco, a proposito di autorità, è sempre bello quando le amministrazioni comunali così riconoscono il valore degli alpini anche dal punto di vista proprio operativo, possiamo dire così, no? Sì, c'è piena sinergia con le amministrazioni locali, con alcune siamo anche convenzionate, e come sezione e come gruppi partecipiamo quindi come dire, alla valorizzazione del territorio, al disboscamento, al tenere in ordine i sentieri, e ecco, un'iniziativa in particolare organizzata, sì, condotta come sezione insieme alle altre colleghe, 2 sezioni di Conegliano Val del Biadene, è stata la realizzazione dell'intera tabellazione sul sentiero lungo 51 km dell'associazione Conegliano Valdobbiadene Colline del Prosecco, che va da Vidor qui a Vittorio Veneto, alla città, lungo il percorso della Grande Guerra, quindi storia, ricordo, tradizione, anche religiosità, paesaggi da mozzafiato, ecco, che è diventato, ecco, sulle colline dell'UNESCO, tra l'altro, anche meta di tante visite, di tante escursioni, di turismo vero e proprio, sì. E incentiva anche l'economia locale e quindi tutto ciò che poi ci sta intorno. E questo, ecco, grazie al coordinamento ovviamente che abbiamo fatto come sezione, ma grazie all'attività dei nostri 6 gruppi, che sono esattamente quelli di Miane, di Follina, di Cison, di Tarzo, di Revine e di Vittorio Veneto. Quindi un lavoro di squadra, insomma, anche in questo caso, che ha permesso di realizzare, insomma, questo bel percorso, bel sentiero. Sì, purtroppo, ecco, va anche dichiarata una nota non positiva a tal riguardo. Proprio in questi ultimi tempi si è manifestata un'azione, come dire, di protesta di un privato nell'ingresso del sentiero in città, laddove c'è stata, come dire, una sorta di chiusura con un cancello del sentiero, senza tener conto che, al di là delle rivendicazioni di titolo personale o dei diritti alla proprietà privata, insomma, è privare l'umanità della bellezza di un territorio, di portare a termine quel percorso che ormai sta passando, come dire, alla storia. Quindi, ripeto, senza venir meno e senza lere di diritti privati, vale la pena comunque proprio che chi ha la possibilità, l'amministrazione in questo caso, ecco, risolva questa questione, perché è un peccato proprio per tutti, soprattutto per il territorio. Certo, ci auguriamo che questo, insomma, possa trovare una risoluzione quanto prima. Veniamo al 2024, so che già ci sono i primi appuntamenti, ma forse prima c'è un altro appuntamento proprio prima di Natale, giusto? Beh, intanto chiudiamo bene il 2023, esatto. Siamo ampiamente in corsa, a cominciare già da domenica prossima, il 24, alla vigilia di Natale, che ci vede ormai da tanti anni al Bosco, una mezz'oretta di seria riflessione, di recita e di canto. Quest'anno avremo appunto, animerà questo momento di raccoglimento, animeranno al momento i 2 nostri cori, il Mesulano e il Col di Lana. Ci saranno letture di alcuni brani, sempre sul tema della pace. Siamo sotto Natale ed è l'aspetto che invochiamo più di tutto, partendo anche dal presupposto che quest'anno purtroppo lo chiudiamo con 2 guerre in atto. Abbiamo cominciato con una, e per noi il discorso, ecco, della guerra purtroppo, ecco, ci duole il cuore, perché noi lavoriamo per la pace, siamo nati per difendere la nostra parte, era certo, ma per conservare la pace lavoreremo, ecco, così diffusa in tutto il mondo. Tornando appunto al Bosco, quindi questa iniziativa nata
spontaneamente fra alcuni alpini è diventata ormai una manifestazione, una celebrazione, ecco, di centinaia e centinaia di alpini che arrivano là a rendere memoria e gloria ai nostri avi, ai caduti, ecco, per ricordare appunto il loro sacrificio fatto per il bene nostro e per la nostra patria. Questo domenica prossima 24, poi il 28 nella ricorrenza della morte di medaglia d'oro valor militare Alessandro Tandura, faremo visita in cimitero alla famiglia Tandura che è plurimedagliata, ma anche a coloro i quali là riposano, ai nostri già presidenti, e anche ai 17 alpini trucidati in della provincia di Savona in un periodo storico molto difficile per la nostra storia e cui i resti mortali appunto sono nel cimitero di Ceneda. Andremo poi a cominciare l'anno 24 e nel 24 avremo gli appuntamenti classici, a cominciare dall'assemblea dei delegati sezionale il 6 marzo, poi in forma un po' anticipata il 28 aprile celebreremo la dunata sezionale a Lago quest'anno, per passare alla dunata di maggio a Vicenza, quindi sempre in casa veneta nostra, si prevede una grande adunata, a seguire il Triveneto organizzato dalla sezione di Venezia, e Venezia non poteva che andare in pianura, lungo il litorale addirittura andremo a Bibbione, perché a Venezia non abbiamo le montagne, però c'è sempre lo spirito alpino. Ecco questi i grandi eventi, poi ovviamente il Bosco ad agosto e via di seguito. Quindi diciamo che ce n'è per tutti i gusti anche nel 2024. In Trovigne è giunto il momento di fare gli auguri ai nostri telespettatori, ma soprattutto ai suoi alpini per il Santo Natale. Beh, il pensiero ovviamente va prima di tutto ai nostri vecchi, agli alpini che sono a casa, che non possono poi essere attivi, ma che hanno bisogno anche del nostro conforto, della nostra visita, è questo che io ho raccomandato e raccomando ancora a tutti i nostri gruppi, ai capigruppo in particolare, a coloro che non godono più di buona salute, che sono in casa di riposo. È uscito proprio stamattina tra l'altro il periodico nostro annuale, l'Alpin del Vittoriese, che contiene anche un saluto mio, ma quello di tutto il Consiglio Direttivo degli Alpini della sezione. È un messaggio che vogliamo portare di fraternità alpina, un gesto proprio di Natale, e insieme a loro, a tutti gli alpini e alle loro famiglie, sia un Natale soprattutto di serenità, di pace, una pace che vogliamo, come dicevo prima, regni nel mondo, e bisogna combattere per questo con gli strumenti di pace che noi abbiamo a disposizione. E poi l'anno nuovo, foriero quanto più bene possibile, ecco, sia dal punto di vista, come dire, dell'aspetto sociale, ma anche, come dire, proprio che ci porti gioia, continuità, voglia di fare e soprattutto ci permette di realizzare i nostri programmi. Sono tanti i programmi che abbiamo, anche a livello internazionale come associazione. Abbiamo in corso alcuni progetti, ricordo tra l'altro una raccolta fondi adesso per il Libano, perché la brigata taurinense va in servizio di pace là, e quindi porteremo, come dire, con i fondi raccolti dei presenti soprattutto alle famiglie che hanno bisogno, soprattutto ai bambini. Poi una raccolta per un progetto in Mozambico, nel 30° dall'ultimo servizio di pace degli alpini di leva. Là andremo a realizzare un centro sociale per una comunità religiosa che è proprio della nostra provincia di Treviso, i Padri Cavanis. E poi ovviamente completeremo i progetti che abbiamo in corso per l'Emilia soprattutto, e da ultimo poi della Toscana.
Molto bene, molto bene. Allora, Introvigni, io la ringrazio, ma prima di salutarla volevo chiederle due parole sulla seconda parte. Ci apprestiamo a vivere una seconda parte di questa nostra trasmissione Penna Nera, in cui nel percorso che abbiamo cominciato qualche mese fa all'interno della coralità della sezione ANA di Vittorio Veneto andremo un po' a concludere questo nostro percorso ospitando e potendo ascoltare anche il coro mesulano, coro ANA mesulano della sezione di Vittorio Veneto. Allora, Introvigni, come possiamo introdurre questa seconda parte? Cosa dire al coro mesulano? Beh, noi come sezione siamo fieri e onorati di avere tra le nostre fila coro ANA mesulano, portavoce della tradizione, della cultura musicale, del buon canto, dello stare insieme. E ringrazio il Presidente, il Consiglio direttivo e soprattutto la maestra Sabrina Zanette per quanta pazienza e per quanto brava è nel condurli sulla giusta strada. Ecco. E quindi pensando che le cose belle fatte insieme quest'anno, sono convinto che riusciremo a continuare su quella strada, su quel percorso e loro stessi contribuiranno ad inventarsene qualcuna di nuova. Non è che ci manchino le idee, ma le vogliamo realizzare insieme, per cui lunga vita al coro mesulano e dà gloria anche a noi e soddisfazione, ecco, per quanto si impegnano e per quanto sono testimonianza. Quindi auguri tanti anche al coro mesulano. E allora con questo augurio da parte del presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Francesco Introvigni, che ringrazio ovviamente per essere stato qui anche quest'oggi nei nostri studi, apriamo la seconda parte di Penna Nera, quindi grazie Introvigni, apriamo la seconda parte di Penna Nera interamente dedicata al coro mesulano. Ovviamente non posso che fare gli auguri anche a tutti quanti i telespettatori della Tenda TV, alle famiglie, agli anziani appunto che ci seguono da casa. Ecco, buon Natale e buon anno anche a tutti voi. Grazie Introvigni, il coro mesulano.
Rieccoci qui, seconda parte di Penna Nera. Abbiamo sentito le voci del coro Ana Mesulano e ora vado subito a presentarvi il parterre di ospiti che appunto insieme a noi ripercorreranno la storia del coro Ana Mesulano, e quindi io do il benvenuto a Sabrina Zanette, la maestra, la direttrice del coro Mesulano, e do il benvenuto ad Aldo Ardengo, ex presidente nonché vicepresidente del coro Mesulano. Grazie per essere qui nei nostri studi. Come dicevamo pochi istanti fa, andiamo a chiudere questo trittico di puntate dedicate ai cori sezionali, e quindi mancava all'appello il coro Mesulano che ha la sede in quel di Cordignano, ma io direi che prima di cominciare è giusto ripercorrere un po' la storia di questo coro, dare qualche cenno storico riguardo appunto ai primi passi mossi dal coro Mesulano. E insomma mi hanno detto che devo per forza rivolgermi a Aldo per così capire quando è nato il coro Mesulano. Beh, se vogliamo dire proprio come coro Mesulano ha preso questo nome nel 1997 in occasione della solita festa annuale che facciamo del Cristo del Meschio. Lì è stato deciso come chiamarlo e poi abbiamo sempre continuato così. Il numero era più o meno come adesso, come componenti. Le prove però le facevamo in quel di Santo Stefano di Pinidello lì, perché non avevamo una sede. Poi nel 2000, tra il 2000 e il 2003 abbiamo costruito la sede degli Alpini, è stata inaugurata a ottobre del 2003, e da lì ci siamo spostati in sede nostra, e appunto come numero siamo sempre stati dai 22, 23, 25, 27 elementi. Però, se non sbaglio, questa data di intitolazione ufficiale del coro Mesulano viene preceduta un po' da un'esperienza precedente, possiamo dire così. Sì, diciamo che almeno io non c'ero, da quel che mi hanno sempre detto, è partito come coro alpino per la passione più che altro che ha tuttora lo zio della nostra maestra, Piero Zanette, che facendo prove miste uomini e donne nella parrocchiale di Santo Stefano, a un certo momento si sono messi d'accordo, uomini, tentiamo di formare un coro alpino. Così è stato, facevano prove a parte tra di loro, poi si sono aggiunti altri componenti, anche da fuori paese, e hanno sempre continuato così. A quei tempi si chiamava coro Meschio addirittura, insomma, visto il nome del fiume. E poi appunto ci siamo spostati noi nel 2004, all'inizio del 2004, lì abbiamo formato anche un consiglio vero e proprio, perché prima non c'era un consiglio, sì c'era il maestro Piero Zanette e un altro che faceva da presidente, e le decisioni venivano prese così un po', insomma. Dopo si è formato appunto questo consiglio direttivo e abbiamo sempre continuato e anche bene, diciamo, ecco, abbiamo avuto nuove forze che sono entrate, altri purtroppo ci hanno dovuto lasciare. Questo è dovuto all'età, non perché non volessero cantare. Certo. Allora, ci diceva appunto Aldo che insomma la tradizione di questo coro, che prima aveva un nome, poi ha cambiato nome e ha il nome attuale, insomma, risale a ben qualche anno fa. Io darei la parola a Sabrina perché, insomma, mi pare che sia un po' una tradizione di famiglia, insomma, ecco, quella di portare avanti questa esperienza corale. Sì, allora intanto buonasera a tutti.
Sì, il coro è nato con mio zio, Piero Zanetti appunto. Nel coro hanno cantato mio papà, mio fratello e moltissime persone del paese, quindi oltre che essere un po', diciamo, una tradizione di famiglia, quella di amare la musica e praticarla, il paese è un po' come se fosse una famiglia. Infatti io seguivo il coro già da ben prima di dirigerlo. Da ragazzina partecipavo alle feste degli alpini, negli ultimi anni presentavo il coro e poi nel 2006 a causa purtroppo di un problema di salute di mio zio l'ho sostituito nella dunata di Asiago e da lì poi l'esperienza è continuata fino ad oggi. E allora la domanda che tutti ti faranno in tutte le interviste, in tutte le salse è: cosa vuol dire dirigere un coro di alpini, un coro di uomini, riuscire a tenerli a bada? Allora, è un'esperienza sicuramente particolare, lo è stata sicuramente all'inizio perché io ero una ragazzina, poco più che una ragazzina, e sarei potuta essere figlia e nipote di praticamente tutti i coristi che mi hanno vista nascere e crescere, quindi all'inizio non è stato semplicissimo, però io credo molto nella complementarità e quindi si è da subito instaurato un po' un gioco tra maschile e femminile, ognuno apporta le sue caratteristiche, apporta le sue particolarità e questo è stato sempre a mio avviso un po' un punto vincente perché ci ha permesso di creare delle cose belle, nuove, sentite e sicuramente di crescere entrambi come persone ma anche nel percorso poi musicale e professionale. Ecco, immagino che ci saranno state magari anche delle difficoltà perché portare avanti un coro, l'abbiamo detto in molte occasioni, non è semplice, però magari di questo ne parleremo dopo. Allora, come da tradizione, noi con le nostre telecamere siamo andati a spiare un po' dietro le quinte del coro mesulano, siamo andati alle prove e abbiamo fatto anche qualche domanda al presidente e anche ad alcuni coristi. Andiamo a sentire. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera su quei monti a guerreggiare. Oi là là. Che cosa vuol dire far parte del coro mesulano? Devo dire che ero un po' titubante all'inizio, però col passare degli anni mi sono reso conto che è una forte emozione partecipare, emozione anche alle adunate e quindi a socializzare con l'altra gente, è una bella esperienza. Cantare nel coro mesulano è un'emozione sicuramente. Cantare in un coro vuol dire condividere delle esperienze insieme, condividere una responsabilità che è quella di fare coro. Cantare nel coro mesulano per me vuol dire essere in una famiglia che mi dà comunque la possibilità di fare parte di questo bell'ambiente. Condividere tante cose, condividere la voce, condividere il tempo, imparare assieme. E cantare nel mesulano vuol dire amore, amicizia. Viva il corpo degli alpini. Oi là. Da quanti anni canta nel coro mesulano? Sono 5 anni, a settembre appena fatti che sono entrato nel coro. Sono entrato relativamente presto, nel 2013. Dal 2017. Dunque era l'82, perciò facevo parte della corale di Santo Stefano di Pinidello. Poi la sezione maschile si è staccata appunto per cantare canti popolari così alle feste. Abbiamo iniziato con la festa degli anziani, mi ricordo di Santo Stefano. E sicuramente da lì è partita anche subito dopo i concerti, c'era questo divertimento, questa goliardia, insomma, fra amici, è stato bello. Tra le cime che si innalzano nel cielo.
un'esperienza, possiamo dire, a 360 gradi, quindi non solo i concerti, non solo le esibizioni, ma per esempio le prove. Cosa vuol dire ogni settimana partecipare alle prove con costanza e dedizione? Le pensavo anche un po' una cosa molto difficile, infatti era uno dei punti miei di titubanza, però cos'è? Che alla fine viene fuori sempre l'armonia, ti senti bene e le prove, alla fine il risultato delle prove rispecchia l'andamento della serata. Abbiamo iniziato con canti strettamente popolari, veramente spiccioli, e poi abbiamo ampliato il nostro repertorio senz'altro. Dopo il lavoro di mesi, settimane nella preparazione di un brano, si sale sul palco davanti al pubblico, che cosa si prova? Quella è l'emozione più grande e indescrivibile. Quando viene qualcuno a dirti mi avete emozionato, ecco, quella è forse la gioia più grande per noi. Diciamo che un grazie così veramente ci soddisfa tantissimo. Io provo tanto amore per il canto, c'è anche entusiasmo poi per quello che si va a fare, insomma. E partiremo ancora con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amore. Che cosa vuol dire portare avanti i valori degli alpini nel canto? Per noi giovani che comunque la vita alpina l'abbiamo vissuta forse meno oppure proprio non l'abbiamo vissuta, vuol dire comunque portare avanti quelli che erano i valori dei nostri genitori, dei nostri nonni, e sicuramente è un'esperienza che è molto bella e molto emozionante anche a volte. Sì, io non sono alpino, sono figlio di un alpino e forse per questo canto in un coro alpino. Sono nato in mezzo ad alpini e ho sempre avuto questa passione, oltre a quella del canto. Il coro mesulano di Cordignano sfila orgoglioso rendendo gli onori all'abaro dell'Associazione Nazionale Alpini. Spazio alla voce del cuore, spazio al canto. Io ricordo benissimo la mia prima adunata, che era nel 2014, e ricordo anche quelle più emozionanti: Udine, Treviso, il Triveneto di Belluno, il Triveneto di Vittorio Veneto, e questi qua sono ricordi che difficilmente riuscirò a cancellare. Sicuramente i primi concerti, perché comunque l'emozione era palpabile, perché comunque entri a far parte di un mondo che è un po' diverso. Poi senz'altro anche le sfilate delle adunate e tutti i momenti di condivisione che abbiamo avuto anche con gli altri cori, insomma. Sicuramente la prima adunata, che è quella di Milano, a cui ho partecipato insieme al coro. Oltre all'aspetto dei concerti c'è anche l'aspetto della goliardia, che sicuramente non manca. Sì, assolutamente. Dicono tutti che gli alpini sono i primi a fare festa, è vero, sì, ci piace anche fare festa. Prima portiamo avanti quella che è la parte seria della cosa e poi quando è ora di fare festa cerchiamo appunto di mantenere questo rapporto di amicizia anche nel fare festa dopo, no? Se dovesse mandare un messaggio alla vostra direttrice? A Sabrina l'ho vista, secondo me, crescere e ha fatto crescere moltissimo questo coro qua. Senza di lei, secondo me, questo coro non riusciva a esplodere così bene come ha fatto lei. Ha fatto un buon lavoro. Come donna riuscire a tenere testa a un coro di uomini, tanto di cappello, visto che siamo alpini. Grazie, sicuramente grazie per quello che fa, per l'impegno. A volte può arrabbiarsi anche meno, anche se ha ragione, però grazie. Direi grazie intanto per averci sopportato e sopportato e diciamo di continuare così, mettendoci sempre quella grinta che ha. A noi non importa se piove, no? Vai. Non importa se piove o se c'è il temporale, per noi è uguale,
Al coro si può augurare di continuare. È difficile, in questi anni mi rendo conto che trovare gente che possa entrare a far parte di un coro è molto difficile, però auguro di non mollar mai e di continuare così. Spero che possa continuare il più a lungo possibile e di arrivare ad ottenere dei risultati, degli obiettivi. È un augurio di continuare e di migliorarsi sempre più e rimanere sempre una famiglia. Impegniamoci per migliorare, continuiamo a restare uniti, siamo veci alpini, non alpini veci, e quindi avanti. E rieccoci in studio. Allora, abbiamo sentito non solo gli auguri per il futuro appunto da parte dei componenti del coro, ma abbiamo sentito anche proprio un messaggio per la maestra Sabrina, che tra un po' si stava commuovendo quasi, ecco, mentre stava vedendo il servizio. Ma soprattutto io sono curioso di quell'affermazione su questa maestra così un po' irruenta nel far così imparare i canti ai coristi. Come la mettiamo? Ma allora è un punto di vista intanto, no? No, scherzi a parte, serve questo e quello, serve bastone e carota, nel senso buono ovviamente del termine. Prima chiedevi com'è dirigere un gruppo di uomini o un gruppo in generale. Teniamo in considerazione tante cose. La sera spesso a prove le persone sono stanche, arrivano da giornate difficili, ognuno arriva con il suo vissuto personale. Il momento del coro è vero, come diceva qualcuno, è una famiglia nella quale si cerca di star bene, ma si cerca anche di lavorare bene. Siamo lì anche per cantare, il farlo bene dà soddisfazione sia a loro che a me, quindi a volte serve essere un pochino più duri, ma se questo porta ad un risultato è necessario, perché poi nei momenti in cui un concerto funziona e le cose vanno bene, io vedo nei loro occhi che anche i sacrifici e le fatiche che vanno a buon fine danno soddisfazione, e quindi va bene così. Va bene così, va bene così. Aldo è dello stesso avviso della maestra? Sì, dello stesso avviso sicuramente. Noi ci troviamo bene, la nostra è proprio una famiglia, una seconda famiglia, ecco. Stiamo bene assieme, perciò si deve qualche volta stringere i denti, ma si va per imparare, per mettere via qualcosa di nuovo. E poi proprio tra uomini, tra ragazzi che ci si trova, c'è un affiatamento tra vecchi e giovani. Noi non notiamo nessuna differenza proprio. Una vera famiglia dove assieme si sta bene. Ecco, l'abbiamo testimoniato anche in prima persona, ecco, quando siamo venuti a fare il servizio, quindi. Mentre volevo chiedere a Sabrina, tornando all'aspetto anche dell'impegno appunto che dovete mettere tutti quanti, coristi, direzione, poi tutto il consiglio direttivo, eccetera, portare avanti un coro non è semplice, non è facile. A livello di così, repertorio, qualche accenno è stato fatto anche all'interno del servizio, come sono cambiati i canti magari da qualche decina di anni fa ad oggi? Allora, diciamo che il coro ha un repertorio che va dalla tradizione alpina al canto popolare. Si cerca di inserire brani anche di autori più moderni, ma devo dire che nonostante questo, nonostante la disponibilità del coro a seguirmi, perché devo essere sincera, qualsiasi mia proposta non viene mai ostacolata, ma trovo sempre la disponibilità a provare, per vedere, no, come può andare a finire e per darsi la possibilità di crescere. Però trovo anche che questo legame alla tradizione
pur volendo spaziare anche in altri generi e sperimentare altri territori, sia molto forte e sia molto forte anche nei giovani. Abbiamo questa fortuna, perché per me è una fortuna, no? Di avere persone di una certa età e persone anche molto giovani, perché attualmente il corista più giovane ha 18 anni, che per noi è un gran piacere e una grande sorpresa anche, no? Però in questa convivenza serena c'è anche proprio l'aderenza ad uno spirito, che è lo spirito alpino, molto forte anche in chi magari l'alpino non l'ha fatto perché non ha avuto la possibilità di farlo, ma ci tiene, ricalca quei valori, quegli ideali che stanno nel cappello che portiamo e che porta con orgoglio, proprio perché magari non l'ha potuto fare in altro modo, ma come divisa del coro lo veste e lo calza in modo perfetto. Emozioni, era una parola ricorrente all'interno del servizio da parte di tutti i coristi. Sabrina, se dovessi così individuare un momento da quanti anni dirigi il coro? Dal 2006. Ecco, ok. Fai i conti. Facciamo i conti, ecco. In tutti questi anni, un momento particolarmente significativo che porti e porterai nel cuore? Guarda, ce ne potrebbero essere tanti, ognuno ha la sua emozione. Forse penso proprio all'inizio, che è stato un po' per caso e quindi un po' all'improvviso. Io in una settimana mi sono trovata a prendere la decisione di andare a questa dunata, fare prove con un gruppo che non dirigevo io e di ritrovarmi ad una dunata nazionale con un coro da dirigere. Appunto ero quindi una sfida, diciamo. Una sfida, ero una ragazzina, ma è stata una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto, perché già da lì l'emozione e l'affetto sia dei coristi che poi delle persone che vedevano questa realtà un po' particolare ci ha permesso di vivere una dunata meravigliosa. Forse direi questo inizio. Ecco Aldo, oltre al fatto che ovviamente è tuttora una ragazzina la vostra maestra, quindi insomma sfondiamo una porta aperta, un momento particolarmente emozionante in tutti questi anni trascorsi col coro. Ma guarda, appunto è molto difficile dire quale è più emozionante, perché a uno che piace cantare basta intonare qualsiasi canzone alpina, trovarsi in mezzo agli alpini è già un'emozione grande, insomma. Io metterei per primo sicuramente le adunate nazionali, una più bella dell'altra. È stata poi bellissima l'adunata del Triveneto, quella penso sia da ricordare proprio e la ricorderemo sempre. È stata bella anche l'adunata ultima sezionale a Cozzuolo, che meglio di così non poteva andare. Perciò per uno che ha uno spirito alpino e a cui piace cantare, i momenti uno più bello dell'altro e basta, ecco. Trovarne uno solo non saprei dirtelo. Quindi vi ho messo in difficoltà, insomma, ecco, con questa domanda. L'importanza invece, tornando sempre al discorso dell'alpinità, e qui mi rivolgo ancora a Sabrina, in determinati casi di portare avanti il nome della sezione di Vittorio Veneto, insomma, sappiamo che non è un nome qualsiasi, ecco, nell'ambito degli alpini, giusto? Qual è l'orgoglio? Assolutamente, guarda, notavo che adesso gli eventi che ha citato Aldo sono eventi legati alla sezione, la sezionale, il nostro Triveneto, perché per noi quello è stato davvero il nostro Triveneto, le adunate nazionali. Per noi portare avanti gli impegni della sezione è un orgoglio. Abbiamo desiderato nel tempo essere parte di questa realtà e ci siamo impegnati per farlo e abbiamo sempre cercato con grande coerenza e grande onestà di calcare così quelli che sono i valori che portano avanti gli alpini e che portano avanti tutte le persone che nella nostra sezione si impegnano perché tutto ciò continui. Sappiamo che anche lì non è facile, gli impegni sono sempre tanti, le persone da gestire molte, però credo che da buoni alpini, se ognuno fa la sua parte e continua davvero con onestà a portare avanti i principi, i valori comuni,
davvero il nome della sezione e della sezione di Vittorio Veneto poi potrà volare alto e spero ancora per molto molto tempo. Certamente, tra l'altro le immagini che ci stanno accompagnando di questo concerto fanno riferimento a uno dei concerti di Aspettando il raduno Triveneto, appunto nel 2018, è passato qualche anno, ma insomma il ricordo è ancora vivo nelle menti di tutti quanti. Ci avviamo verso la conclusione della nostra puntata, però anche a voi chiedo che cosa vi aspettate per il futuro, qual è l'augurio che volete fare al vostro coro. Partirei da Aldo. Guarda, per noi l'importante è continuare su questa strada, perché quando un gruppo di persone stanno bene assieme, tutto il resto viene dopo. Lasciamo stare la famiglia, che quella è sempre davanti, però subito dopo, almeno per me e penso per tanti come me, il coro è subito dopo. Ci troviamo bene assieme. Io vorrei proprio augurare a tutti i cori che bisogna accettarsi logicamente, nel bene o nel male, ognuno ha i suoi pregi, ognuno ha i suoi difetti, però vorrei augurare a tutti i cori veramente indistintamente che possano provare quello che proviamo noi nel nostro coro mesulano. Sabrina, anche per te? Allora io auguro di continuare a cantare e cantare tanto, questo a tutti, perché cantare fa bene all'anima. Auguro in particolare ai miei coristi di non mollare mai, di far volentieri quel sacrificio che può portare a crescere, a cambiare, perché cambiare fa bene, è sano, e a raccogliere tutte le soddisfazioni che per il loro impegno si meritano. Ci sono dei ringraziamenti che volete fare? Ma io ringrazio innanzitutto i miei coristi e il direttivo che porta avanti i nostri progetti. Come ho detto prima, qualsiasi proposta, qualsiasi idea viene sempre valutata e portata avanti, mi viene da dire quasi alla cieca, quindi sento la fiducia che ripongono in me e per questo li devo ringraziare tanto. E faccio un ringraziamento così particolare, l'abbiamo citato prima, a mio zio Piero Zanette, perché se non avesse iniziato tutto questo io non sarei qui e non sarei qui a parlare del coro in questo modo, per cui penso che tutto il coro Ana Mesulano gli debba essere debitore. Ecco, quindi un riconoscimento a chi ha avuto, immagino, anche la tenacia all'inizio, insomma, per far partire questa avventura e questa esperienza. Io vi ringrazio per essere stati qui nei nostri studi, quindi il mio grazie va a Sabrina Zanette, maestra del coro mesulano, e un grazie va ad Aldo Ardengo, ex presidente nonché vicepresidente del coro mesulano, per essere stati qui in questa serata, e tanti auguri ovviamente di buone feste, perché insomma il Natale è imminente. Un grazie va anche a Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, che è stato insieme a noi nella prima parte di Penna Nera. Potrete trovare e rivedere questa puntata sul nostro sito www.latendatv.it, sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, YouTube. Grazie a tutti voi per averci seguito. Concludiamo questa ultima puntata del 2023 di Penna Nera, lasciando ancora una volta spazio alle voci del coro Ana Mesulano. Al comando dei nostri